Finalmente si fa sul serio. Nel pomeriggio di domenica, con la Coppa Italia, inizia ufficialmente la stagione per le compagini partecipanti al torneo di promozione. Occhi puntati sul match dello stadio Totorrusso di Aragona, dove si rinnova dopo alcuni anni il derby Aragona-Acregas. La compagine aragonese di mister Giordano può contare su una rosa di tutto rispetto. Di recente si sono aggregati Salvatore Trepiedi, l'esterno d'attacco Domenico Namio, l'attaccante quarantenne Rosario Genova. Per quanto riguarda l'Acregas, la rosa è stata rafforzata con l'ultimo arrivo. Si tratta di un giovane guardiapali del 2005, Daniele Cagnina. La scorsa stagione ha militato con il Bagheria in promozione, approdando in eccellenza e giudicato tra i più promettenti portieri di categoria regionale. Cagnina ha mosso i primi passi calcistici con la compagine del Terzo Tempo di Palermo, per poi fare esperienza con il Pontedera. Tra i professionisti, il ragazzo è a disposizione del tecnico Sebbi Catania. Infine il derby di Coppa Italia di promozione Acregas e Aragona-Acregas, e fischio d'inizio alle ore 16:30, sarà diretto dalla seguente terna arbitrale. Ettore Maria Occhipinti di Enna sarà l'arbitro, con assistenti Calogero Miliotto e Pietro Bennici di Agrigento. Queste invece le altre gare in programma per l'andata di Coppa Italia, il cui ritorno a campi invertiti è fissato per mercoledì 1 ottobre. Ci sarà Casteltermine Gemini, Margheritesi Mazzara, Sommatinese Serra di Falco, e Calat Vigor Gela, Santa Croce Soccer Pro Ragusa, e Scicli Frigintini e Priolo Gargallo Atletico Megara. Si rinnova dopo qualche decennio il derby Aragona-Acregas, due squadre in piena forma che hanno affrontato il precampionato in una certa maniera e che hanno arricchito i propri organici con giocatori di qualità. Come si prospetta questa partita, direttore sportivo Tino Longo? Sì, salve. Si prospetta come forse la partita della provincia, quindi sentita un po' da entrambe le parti. E credo che poi che la cosa più importante di questa partita è che intanto ci sia molta sportività sia da una che dall'altra squadra e che si giochi calcio, insomma, quello vero. Una gara che si prospetta dall'esito incerto, lo possiamo anche dire, ma che sembra la possibilità che le cose possano rovesciarsi in occasione della gara di ritorno in programma mercoledì 1 ottobre. Beh, le gare si giocano, si comincia 11 contro 11, qualsiasi partita poi si decide, si può decidere anche con episodi. Quindi alla fine dico la cosa più importante è che i ragazzi restano concentrati, sanno che incontreremo tante di queste squadre. Il campionato di promozione è un campionato molto difficile, testimone l'anno scorso il Camarat che con un blasone poi ha dovuto fare i playoff e vincerlo. E quindi noi per tutte le squadre siamo una squadra da battere, quindi troveremo sempre squadre pronte a battagliare e lì dobbiamo essere bravi a calarci nella categoria. Ci siamo calati la dirigenza e si devono calare anche loro. Lei conosce anche i campionati, ecco, i campionati della Sicilia orientale. Ecco, tra quello orientale e quello occidentale, ecco, solitamente si dice che c'è una grande differenza. Lei è d'accordo? Io credo che oggi la promozione si avvicina molto all'eccellenza, almeno io non l'ho mai fatta la promozione, l'ho fatta solo come calciatore, ma allora c'era promozione e quarta serie. Adesso la promozione è diventata un'eccellenza, anche perché molti giocatori dall'eccellenza vanno a giocarsi in promozione e viceversa, in promozione vanno in eccellenza. Quindi di quella zona sì, conosco le società e anche le piazze che sono importanti, perché Noto è una piazza importante, ha fatto pure la D, ha vinto diversi campionati. Megara, Augusta, mi ricordo da sempre, è una piazza difficile da battere, ma anche Canicattini che ha fatto eccellenza. Insomma, sono tutte piazze che io conosco ma che non ho, negli ultimi 15 anni non l'ho mai incontrate, perché ho avuto la fortuna di fare l'eccellenza e la Serie D, però diciamo che poi alla fine quando entri in campo ti scordi la categoria. Presidente, domenica ad Aragona la sfida di Coppa Italia contro l'Acregas.
quali sono le sue sensazioni? Ma intanto ti dico che è una sfida alquanto suggestiva, dico, se ci pensiamo bene fino a qualche mese fa era pressoché impensabile riuscire a confrontarci tra virgolette alla pari con una squadra come l'Akragas. Noi siamo ben felici di aver trovato questo accoppiamento, se non altro, come diceva il mister, ci consente di misurare, testare quella che è la potenzialità della nostra squadra, ma non tanto dal punto di vista tecnico, ma quanto dall'approccio mentale che avremo all'interno dei 180 minuti. Le sue sensazioni quali sono per domenica? Ma le mie sensazioni sono molto positive perché io ho visto l'intera preparazione, i ragazzi non si sono risparmiati, hanno fatto un grandissimo lavoro, ho visto anche diversi congiunti e mi hanno soddisfatto tanto per l'applicazione, l'abnegazione, la disponibilità al lavoro e al sacrificio. Cosa chiede la squadra, cosa ha chiesto ai giocatori? Ma guarda, io ai giocatori ho chiesto sicuramente di approcciare questa gara in maniera tra virgolette spensierata, quindi loro si devono divertire, non devono avere nessun tipo di pressione perché abbiamo una squadra contornata da tanti giovani ed è giusto che anche loro iniziano a capire come si approcciano questo tipo di gare. E domenica è previsto il pubblico delle grandi occasioni ad Aragona. Sì, quello sicuramente, perché da ieri abbiamo iniziato la prevendita, stiamo avendo degli ottimi riscontri, se continua con questo trend noi contiamo già sabato di avere sold out al Totorosso.